A Domenica è forse la canzone dell'intero album scritto in genovese che meglio racchiude i temi più cari a De André. Lo sguardo non giudicante nei confronti delle prostitute, degli ultimi associato al finto moralismo borghese perbenista, altro aspetto dell'ipocrisia del potere. A Domenica è in un certo senso la rivincita delle prostitute. Dice De André, presentando la canzone durante il concerto di Guidonia del 1991, nella mia splendida, amatissima... Nella mia perfida città, sto parlando ovviamente di Genova, le prostitute erano relegate in un quartiere che si chiamava e si chiama ancora oggi Ravecca. Non era concesso loro di uscire dalle mura di questo quartiere se non il giorno della festa. E il giorno della festa cosa succedeva? Tutta la popolazione si scatenava dicendo loro delle parole orrende, delle cose spaventose. Nella Genova d'un tempo, infatti, si racconta d'un'usanza secondo la quale le meretrici venivano relegate in un quartiere, Rebecca per l'appunto, e che attraverso il guadagno ottenuto il comune riuscisse a pagare tutti i lavori portuali di un anno e a finanziare la costruzione di un nuovo molo. È qui che è radicata l'ipocrisia che fa da filo conduttore lungo tutto il brano. La canzone è una fotografia del giorno di festa, la domenica. Come esposto da De André, l'unico diritto inalienabile di queste donne era infatti il rito della passeggiata domenicale, una sorta di processione laica in cui i membri della nobile borghesia genovese deridono, insultano, scherniscono, ma soprattutto non si curano della coscienza sporca e dell'ipocrisia nascosta dietro quegli aggettivi urlati con l'unico scopo di denigrare. Le stesse persone rappresentano infatti gli assidui frequentatori che durante i restanti giorni della settimana vanno lì al primo piano a pregarle di maritare. Ce lo ricorda De André, ce l'aveva cantato già nella Città Vecchia, sottolineando così la differenza tra idea e azione. Quella che di giorno chiami con disprezzo specie di Troia, quella che di notte stabilisce il prezzo alla tua gioia. Non è la prima volta che nella produzione discografica di Fabrizio si intreccia l'amore sacro all'amor profano, quasi come a volerne cancellare il confine tracciato poi chissà da chi. Il brano si chiude con l'ennesimo insulto urlato dal sacrestano, il portatore della croce nelle cerimonie, il bigotto al quale la prostituta prontamente risponde. Succedevano però dei piccoli incidenti, come nel caso della canzone, che uno di quei bigottoni, sapete quelli che portano la croce nelle processioni, e che gliene stava dicendo di tutti i colori, ancora di più di quello che era possibile pensare che potesse concepire una mente che non avesse studiato a memoria l'enciclopedia dell'ingiuria, scopre che in mezzo a queste poveracce che avevano come unico torto quello di guadagnarsi il pane da nude, scopre che c'era anche sua moglie. Si deve sottolineare musicalmente la presenza della chitarra andalusa suonata da Franco Mussida, già chitarrista della premiata Forneria Marconi, che dona la degna conclusione al brano in uno sfumato quasi senza fine.